Esempi di come certa vecchia classe politica, gente che da oltre 30 anni sta abbarbicata alla poltrona di un potere che nel tempo ha creato un'incolmabile distanza dai normali cittadini. Il primo, su carta intestata del Senato, Gasparri, capogruppo berlusconiano al Senato stesso appunto, ha scritto ai vigili urbani di Roma per farsi togliere delle multe per aver viaggiato lui e pure la moglie sulle zone a traffico limitato con l'auto di famiglia senza aver rinnovato il permesso. Gasparri abita nel centro storico di Roma. A giustificazione del mancato rinnovo ha precisato che l'autovettura oggetto della contravvenzione era temporaneamente sprovvista dell'autorizzazione al transito che non mi è stato possibile rinnovare tempestivamente. Cos'è successo? Devo riniziare perché non c'è? Scusate. Di nuovo buonasera. Ecco un paio di esempi di come certa vecchia classe politica, gente che da oltre 30 anni sta abbarbicata alla poltrona di un potere che nel tempo ha creato un'incolmabile distanza dai normali cittadini. Il primo. Su carta intestata del Senato, Gasparri, capogruppo berlusconiano, ha scritto ai vigili urbani di Roma per farsi togliere delle multe per aver viaggiato lui e pure la moglie sulle zone a traffico limitato con l'auto di famiglia senza aver rinnovato il permesso. Gasparri, che abita nel centro storico di Roma, a giustificazione del mancato rinnovo, ha precisato che l'autovettura oggetto della contravvenzione era temporaneamente sprovvista dell'autorizzazione al transito che non mi è stato possibile rinnovare tempestivamente a causa dei continui e ripetuti impegni in diverse parti d'Italia correlati al mio mandato istituzionale. Poi, quando viene contattato al telefono da un giornalista del Fatto, aggiunge: i residenti hanno un permesso che viene rinnovato con scadenze anomale, tipo ogni 3 anni, quindi non è come l'assicurazione o il bollo, quando scade non c'è neanche un avviso al titolare. Mia moglie non l'ha rinnovato, può capitare, e quindi, in attesa di pagare, ho fatto ricorso. 2 sono le osservazioni che si possono fare su questo comportamento. Chiunque possegga un'auto sa che deve pagare il bollo e nessuno lo avvisa quando scade, e se ritardi anche di un solo giorno dalla scadenza devi pagare una sanzione e relativi interessi. Questo lo sanno tutti i cittadini normali e quando si dimenticano di farlo ne subiscono le conseguenze e devono pagare senza fiatare, senza se o ma. Poi Gasparri si contraddice quando afferma al giornalista che la moglie si è dimenticata di rinnovare il permesso. Ma allora perché scrive tutta quella pappardella in cui spiega che il suo ruolo istituzionale, eccetera, eccetera, così impegnativo che non gli lascia nemmeno il tempo per chiedere questo rinnovo, ma poi dice che è sua moglie che si è dimenticata? Ma è l'incipit iniziale della missiva inviata ai vigili urbani che la dice lunga sulla distanza abissale che esiste tra il cittadino e questi vecchi arnesi della politica. Ecco come si presenta il nostro eroe su carta intestata del Senato. Io, sottoscritto, senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, presso il Senato della Repubblica, eccetera, eccetera. Come vedete ci manca solo lei non sa chi sono io e il cerchio si chiude. E ora abbiamo il caso Lusi. Un'ora fa il Senato, anzi un paio d'ore fa, il Senato a maggioranza ha detto sì all'arresto chiesto dalla magistratura romana dell'ex tesoriere della Margherita Lusi, accusato di aver sottratto 23 milioni di euro dalle casse dell'ex partito di Rutelli. La settimana scorsa anche la maggioranza della Giunta per le autorizzazioni aveva votato per l'arresto di questo senatore, mentre il relatore della stessa Giunta, il senatore di Martignacco, Ferruccio Sario, era contrario, non lo voleva arrestato. Interpellato poi da Repubblica, Saro ha negato che ci siano pericoli di fuga o di reiterazione del reato da parte di Lusi, che sono 2 dei 3 casi in cui il giudice può chiedere la carcerazione preventiva. Il terzo è quando esiste il pericolo che l'imputato inquini le prove, questo è un altro discorso. Poi sempre Ferruccio Saro ha aggiunto che nelle carte inviate dal giudice non ha intravisto il fumus persecutionis, cioè non ha trovato nessun indizio di persecuzione da parte del giudice che ha emesso il mandato d'arresto. Siamo perciò in presenza di una illegalità patente, perché è il giudice che decide se esistono i presupposti per arrestare un imputato, sia esso parlamentare oppure un semplice cittadino. I parlamentari sono tenuti a controllare solo se ci sia un'eventuale persecuzione del giudice che chiede l'arresto. E come lo stesso Saro ha ammesso, nel caso di Lusi non c'è nessuna persecuzione giudiziaria. Allora è chiaro che Ferruccio Saro
ha debordato dai suoi compiti, si è arrogato un diritto che non gli spettava. Questo fatto ci indica ancora una volta che buona parte della casta politica si sente al di sopra delle leggi cui i comuni cittadini devono sempre sottostare. Per loro, a quanto pare, rimane sempre valida la frase attribuita al Marchese del Grillo quando si rivolgeva al popolino, e scusandomi per la volgarità, io so io e voi non siete un cazzo. Arrivederci a mercoledì prossimo.